Pronto? 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 Guardi, se lei vuol fare le storie, guardi, è cascato male, va bene? È cascato male. Guardi che lei ha sbagliato un numero qui, Guardi, lei è un uomo? È uomo o donna? Io sono una donna. Ah, non una donna? Ma Sembra lei un ha uomo, scusi sbagliato il numero signora. perché noi qui... No, guardi, se lei vuol fare anche suo marito, se vuol fare tante storie... Dice, che numero fa lei? Io voglio parlare con Vittorio, me lo passi? Vittorio chi? Vittorio chi? Vittorio sarà suo marito, no? Lei è la moglie? Io sono la moglie. Ecco, allora per piacere, me lo passi perché se lui vuole fare delle storie con me, guardi, poca vela! Lei ha sbagliato il numero. No, perché io cerco Vittorio. Esiste Vittorio. Lì c'è un Vittorio. No, qui c'è un Enrico, non c'è un Vittorio. No, scusi, lei ha detto è la moglie di Vittorio. Io sono la moglie di Vittorio, però il nome vero è Enrico. Ma dov'è? Quando arriva Vittorio? Non c'è, Enrico è il mio marito. Sì. Il marito. Deve sapere neanche come si fa a telefonare. Ma come? Ha capito? Perché non lo sa? Ma lei perché lui non è capace a telefonare. Ma Poi passa i miei figlioli. Scusi, ma perché non è capace? Perché mio marito non telefona a nessuno. Ma scusi, ma che discorso è questo? Ma che discorso è? Ma che discorso è questo? Sì, Enrico? No. Io sono Giovanni. Ah, Giovanni, pensavo fossi figliolo di Vittorio. Sono figliolo io. Sei figliolo di Vittorio? Sono figliolo di Vittorio. Sei figliolo di Vittorio? Sì. Ecco, dice, io devo parlare con Vittorio, dice Vittorio non sa nemmeno come si fa a telefonare. No, perché praticamente mio babbo non telefona quasi mai. Va bene, ma basta si mette il telefono all'orecchio. Ecco, lei mi faceva questa uno parla, no? Non ho capito, mi sembra strano, No, ma lei è che scopo? Allora, c'è una cosa da dire, chiaramente. Se vuoi farmi delle storie, io non ci sto, va bene? Va bene? Senta. Oh, ecco. Qui, se lei mi vuol fare delle storie, lei vuol fare delle storie? Ascolti, lei fa delle storie? Sì. Ascolti, perché se parla sempre lei io non gli posso dire niente. No, lei deve dire quello che voglio io. Non mi permetterei mai. Sì. La mia famiglia non si permetterebbe mai di fare un numero al di fuori di quello che conosce. È chiaro? Io conosco. Io conosco. Se lei mi conosce me? No, Vittorio. Allora, Vittorio, guardi che di Vittorio sull'elenco ci sono Vittorio, se viene al telefono, perché non può venire al telefono? Qual è il problema? Mi babbo ha 78 anni. Vabbè, allora... E anche malfermo sulle gambe. Va bene, ma dico, l'orecchio ce l'ha? No, ce n'ha poco. Piccino? Guardi che io non gli dico una bugia, Allora parlo con lei. Allora parlo con lei. Allora glielo dico a lei, va bene? Va bene. Parlo con lei. Sì. Io volevo parlare col capofamiglia, allora parlerò con lei. Sono figliolo. Lei è figliolo, va bene. Caro signor figliolo. Sì. Ora basta, bisogna farla finita, va bene? Allora lei mi ascolti me, io non gliel'ho detto già in precedenza. La mia famiglia non si permetterebbe mai di fare un numero. Ma l'ho fatto io il numero. Non è lei che ha fatto, l'ho fatto io il numero. L'ho fatto. Parla ora. E ho fatto io il numero, non l'ha fatto lei, stia tranquillo. Ora basta. Parli con la sua moglie. Perché sai chi è la sua moglie? Ma chi è la sua moglie? Ma la moglie di chi? La sua moglie? La mia? E cosa se ne fa di mia moglie, scusi lei? Ho detto, non vuole che parli mi babbo con la sua moglie, io sentivo di queste telefonate. Ma cosa c'entra mia moglie con suo padre? Ecco, non sapevo allora. Ma perché, scusi, gli ho detto qualcosa del genere? Non ho capito quel discorso della mia mamma. No, non c'entra niente, né mia moglie, ma io dovevo parlare con suo padre, ma lei non mi ci fa parlare, parlo con lei. Io parlo con lei e le dico che ora è l'ora di farla finita, va bene? Basta con tutte queste storie, basta. Lei mi vuol fare delle storie. Ho capito che lei non è il suo padre, è proprio lei, ho capito, perché suo padre ormai... Come? Storie. Ma quale storie? Storie, no, guardi, lo sa meglio di me, non faccia il Nesci. Lei fa il Nesci. Io senta. Lei fa l'indiano? No, non faccio neanche l'americano. Allora cosa fa? Ne faccio l'italiano e basta io. Bella roba gli italiani, sì, siamo di nulla noi. Allora come la mettiamo qui? Ora basta, io non resisto. Qui è una famiglia per bene, se lei ha intenzione di rovinarla, faccio gli affari suoi, arrivederci. Ma io non ho intenzione di rovinare nessuna famiglia, signora, la mia fidanzata mia. Ma rovinarla. Una cosa incredibile. Questo un uomo che non ha mai telefonato. Questo è il massimo nel mondo, no, voglio dire, nel mondo, dico, nel mondo. Tutti hanno telefonato prima o poi. No, un uomo che non ha mai telefonato. Vittorio, la famiglia per bene, che io non. Cosa rovino? Ma cosa rovino? Sto parlando col figlio che è d'un pesantuccio, vero? Così. E infatti l'ho richiamato. Sì. Ecco.
Pronto? Anche la mia è una famiglia per bene, Allora, ha capito? se è una famiglia E per se bene, lei, prima- se lei senta, vuole chi era ipotizzare lei il il numero di contrario, telefonare qui? ha capito? Io non lo Ascolti, farei mai ma un numero ascolti, di una ma persona ascolti. che non conosco. Ma Io ascolta, per sono una cortesia. persona per bene, sa? Guarda che io chiamo i carabinieri, non c'è problemi, Ma faccia quello che le pare, se le Io piacciono faccio i proprio quello carabinieri che li mi chiami, pare. sono dei bei fusti, faccia lei. Ma cosa ascolti. le devo dire? Ma guardi, ascolti. ma cosa vuole da Ma me? lei? Cosa vuole da me? Cosa vuole Non da ci vuole me? niente se Cosa lei a chiamare vuole? in questa casa? Casa? Prima di tutto, non Casa. siamo stati noi a chiamare lei, per cortesia. Chi è stato a Poi, chiamare? Chi è stato a Lei ha chiamare? chiamato noi. E allora che cosa vuole da me? Io ho chiamato, sì. E allora se lei ha chiamato non ci vuole ma nulla. lei che cosa vuole da me se ho chiamato? Se ho chiamato io ci sarà la ragione, no? Ma qual è la ragione? Ma lei che gliela La dato ragione, questo devo numero parlare qui? con quel signore lì, con cui ho parlato prima, è il figlio di Vittorio. Mi dice una cosa, a lei chi gliel'ha dato il numero di qui? Come chi me l'ha dato? Sì, chi gliel'ha dato il numero Ma di ce questa l'ho da famiglia? anni, è da anni che ce l'ho questo numero. Allora, senta, L'ho detto lei è tempo proprio- fa a Vittorio lei che mi non è disse da non anni mi che telefonare sta mai con il perché io non so telefonare, ma io ebbi il numero e questa volta finalmente ho telefonato, capisce? Allora, ha ascolti. capito o non ha capito? No, perché se ha capito bene, se non ha capito è bene lo stesso. Ma guardi, Perché ora basta, bisogna farla non mi finita, fa ha paura capito? il telefono, Io non voglio far paura a nessuno, ma sono esasperato. Bisogna farla finita qui. È Allora- chiaro, tutte queste storie. Ma guarda che mi ascolti bene e poi non si ripete più la situazione, eh? Sì, eh? Sia chiaro, eh? Sì. Allora, qui ci sta un Geminiani Sì, Vittorio. sì. Lui ha 78 anni Sì. e è quasi infermo, va Quasi bene? infermo. Quasi infermo. Esatto, ma io- Non è in grado né di chiamare Né di ricevere. di sapere il fatto suo. Vabbè, allora Perché è il una figlio persona che invece purtroppo sta ha bene, il figlio sta bene. Allora che cosa vuol dire? Che vorrebbe dire su questo? Scusi, Su un questo vorrei dire che io voglio parlare col figlio di Vittorio. Lei non mi interessa, signora. Lei, signora, non mi interessa. Per bene. Voi siete una famiglia per bene. Voi siete una famiglia per bene. Una famiglia per bene. Voi siete una gran brava famiglia. Una famiglia per bene. Meglio di voi non c'è nessuno. Chiaro? Ascolti. Voi siete i migliori del mondo. Con voi non c'è niente da fare, niente da dire. Su di voi non c'è niente da dire. Voi siete una famiglia per bene. Ascolti. Ha capito? Ma ascolti, Ha capito? Chi è quello scherzo E lei alla radio? non ci provi nemmeno a dire Allora, che se non quello siete lì per è bene. scherzo sulla radio perché l'ho riconosciuta. Voi siete a per- sentire, se la vai a troncare in quel posto. Ah, ecco. Ma stavo dicendo che era una famiglia per bene. Ma voglio dire, stavo dicendo che era una famiglia per bene. Non c'è il soldazzo, stasera io m'ammazzo. Passerò per pazzo, ma non mi importa un... Ma se c'è il soldazzo, io non mi strapazzo. Sto qui e mi sollazzo, non mi rompete il...